Conto alla rovescia per la selezione per entrare all'Istituto Meccatronico Veneto che ha sede a Verona, un corso post diploma superiore per 24 studenti che garantisce un posto di lavoro nelle aziende veronesi del settore cartotecnico. Le competenze sono la moneta di scambio del XXI secolo, insieme all'istruzione sono elementi cruciali che danno forma al futuro della società e dell'economia. Quelle offerte dal corso di tecnico superiore dell'industria della carta e del packaging sostenibile che prenderà il via ad ottobre all'Istituto Salesiano San Zeno presentano un'occupabilità a pochi mesi dal diploma vicina al 100%. Le iscrizioni per il corso post diploma di scuola superiore scadono il 23 settembre, mentre le selezioni saranno a Verona il giorno successivo, il 24. È un'occasione importante perché le aziende dell'ambito della carta e del packaging stanno aspettando dei tecnici dotati di competenze innovative. C'è una piccola quota a carico degli studenti che è di 500 euro all'anno, però per gli studenti più meritevoli ci sono borse di studio di pari importo e ci sono delle facilitazioni per redditi bassi. Le competenze tecniche che acquisiranno i diplomati sono quelle ricercate dalle aziende del settore che collaborano anche alla stesura del piano didattico e formativo e che necessitano di figure da inserire nel processo produttivo. Nel Veneto si concentra la presenza di alcune delle maggiori cartiere nazionali per volumi e attività. L'import della carta il 18 sul 2017 è aumentato del 17%. Cosa significa? Che le aziende che lavorano la carta del comparto grafico veronese hanno bisogno di risorse da inserire nelle aziende per produrre e lavorare la carta, quindi per trasformare la carta in prodotti, in libri e quant'altro.